Un negozio come il nostro è un negozio che si apre perché nasce da una passione nel momento in cui ci siamo avvicinati a questa tipologia di prodotto. Ci siamo avvicinati con curiosità all'inizio, ci siamo avvicinati perché dietro a questa pianta c'è un mondo intero da scoprire. Perché a Conegliano? Perché Conegliano riteniamo che sia una cittadina molto importante per la città di Treviso, sia una cittadina conosciuta in tutta Italia, forse anche in Europa, da cui ci sono persone importanti, imprenditori importanti, e quindi partire da qui mi sembrava una cosa logica e dovuta, ma soprattutto per far conoscere ai cittadini di Conegliano il prodotto della Cannabis Light, che non è da paragonare e nemmeno da avvicinare alla droga. Noi non ci avviciniamo, non condividiamo la droga, ma vendiamo Cannabis Light, che è completamente diversa. Cannabis Light è la cannabis dove sono stati tolti tutti i principi psicoattivi della cannabis. Cioè, cosa vuol dire? L'infiorescenza, chiamata Cannabis Light, non contiene il THC, che è uno dei cannabinoidi appartenenti a questa infiorescenza che agisce sul cervello, sulle cellule cerebrali. Il CBD, invece, che è contenuto in queste infiorescenze, è un altro cannabinoide che invece agisce sì sulle cellule, ma agisce in modo positivo, quindi antidolorifico, antidepressivo, anti-ansia, e questo prodotto oggi, basta guardare su internet, viene usato da molteplici persone, da imprenditori, da tantissime persone, ma anche qui dobbiamo dividere due cose. Noi non siamo dei medici, noi consigliamo questi prodotti per ciò che viene riportato nei siti internet, per ciò che viene pubblicato sui giornali, per ciò che è conosciuto al mondo. Quindi diciamo che il negozio non ha nulla di particolarmente criminale, vogliamo chiamarlo così, tant'è vero che noi, il nostro motto è: non siamo dei criminali. Anzi, vogliamo proprio avvicinarci alla natura, avvicinarci a questa pianta e far conoscere questa pianta alla popolazione che probabilmente oggi ha una, diciamola senza offendere nessuno, un'ignoranza in questa maniera. Io stesso ero ignorante, nel senso che più di qualche mese fa non conoscevo questa meravigliosa pianta infiorescenza. Oggi mi sono avvicinato, mi sono informato, ho letto libri, sono stato su internet giorno e notte proprio per conoscere e per far sì che, aprendo questo negozio, non andassimo incontro al passaggio stiamo vendendo droga. No, noi non abbiamo nulla a che fare con la droga, assolutamente niente.